A Udine, il generale Maurizio Ferla, comandante del Comando Carabinieri Nazionale per la tutela ambientale, che ha parlato come il Friuli Venezia Giulia, una regione virtuosa sotto il profilo della gestione del ciclo dei rifiuti, ma questo non esclude che il problema prima o poi ci interessi da vicino. Guardi, non ci differenziamo molto dal livello nazionale, per carità, però evidentemente non siamo in una situazione di emergenza rifiuti qui in Friuli, non credo che ci arriveremo mai. Piuttosto dobbiamo anche però non abbassare la guardia per evitare che questo territorio venga coinvolto in traffici illeciti, proprio per la presenza di impianti, per la presenza chiaramente di strutture che consentono un ciclo di rifiuti e che poi rischiano in mano a ditte poco scrupolose di finire dispersi all'interno di stabilimenti, all'interno di capannoni abbandonati o affittati fittiziamente da società inesistenti e poi lasciati lì o addirittura incendiati, certo. È una frase abusata, però tanto per capirsi, no? Prevenire è meglio che curare. Certo, la prevenzione è certamente dovrebbe essere sempre la cura migliore, è quella che non dobbiamo certamente mai abbandonare. Noi siamo reparti certamente a grande vocazione investigativa, ma questa vocazione investigativa va sempre preceduta da una fase che è preventiva, che consiste nelle ispezioni, nei controlli, nelle verifiche che si devono fare sul campo. Certamente sotto questo profilo una grande mano in molti casi non ce lo dà solamente la struttura dell'Arma dei Carabinieri, che come sapete è grande, l'Arma territoriale ci supporta in ogni momento, ma anche dai cittadini. Noi abbiamo in molti casi avviato operazioni di servizio che si sono concluse favorevolmente da una semplice segnalazione, quindi diciamo così, il monito è sempre quello, meglio fare una segnalazione in più ai carabinieri che una in meno e noi non abbiamo certamente che l'interesse di andare a verificare immediatamente quello che sta succedendo. Senta, per concludere, grandi risultati anche da parte di questo reparto operativo nell'area del nord-est. Sì, i nostri reparti che sono i nuclei operativi ecologici e sono 29 sul territorio nazionale hanno veramente un grandissimo impatto, non costituiscono il sistema della tutela ambientale ma costituiscono un importante ingranaggio del sistema della tutela ambientale. Oltretutto siamo strutturati sul territorio nazionale ma abbiamo il collante investigativo nel reparto operativo che ha chiaramente respiro nazionale e che esegue anche le indagini a livello internazionale perché molto spesso i traffici illeciti si concludono o proseguono con attività trasfrontaliere. E in questo contesto è chiaro che tutte le informazioni che ci provengono non solo dalle operazioni ma anche quelle in chiave preventiva che i reparti avviano al comando centrale sono tutte situazioni che vengono analizzate e diffuse a tutti i reparti dell'Arma, a tutte le autorità giudiziarie dove si delineano esattamente le criticità e dove si delinea in molti casi anche dove stiamo andando.